Sì, Ervino e Francesca, ciao. Ervino e Graziella, prima volta che chiamo Francesca però, 26esimi al campionato italiano, Dino e Rosi, che quest'anno non hanno partecipato, ma l'anno scorso hanno vinto il titolo italiano. Tango. Grazie. Ed è l'ultimo tango per Silvano e Nadia, neopromossi in classe A1, Mariano e Mara, anche loro quarti di finale ai campionati italiani, Massimiliano e Maria Assunta, loro sono una coppia di classe AS che si muove a livello internazionale, Ezio e Laura, quest'anno non hanno disputato i campionati, e Piero e Carmen, settimi classificati ai campionati italiani e neopromossi in classe A1. Tango. I nostri senior vanno come le frecce tricolori, fategli un grande applauso. E ora per il prossimo ballo latinoamericano vorrei Boris e Loredana, quarti classificati ai campionati italiani danze latinoamericane di classe B2, Alberto Edesi, quinti classificati al campionato 10 danze, settimi classificati al campionato di danze latinoamericane. Gli mancava uno sputo, proprio una crocetta, un nulla per la finale. Samba per voi. Lovely ladies as I smooth as they move, cause that's what they say, but I can't prove. So turn it up again and watch you move to the groove. As we get close, you wish for Coco. I hold you in my arms and you say jumbo. Scream and shout, turn and say Colombo. Now I gotta go, so Coke. Put me up, put me down, put my feet back on the ground. Put me up, take my heart and make me happy. Put me up, put me down, put my feet back on the ground.
Grazie, complimenti a voi e ai vostri recenti risultati. Ed è ancora samba per Francesco e Asia, Cristian e Valentina, Simone e Federica, Nicola e Alessia. Davide e Dana. Grazie ragazzi, era il vostro samba. Le due coppie che si fermano un attimo, che sono Simone e Federica e Francesco e Asia, hanno fatto rispettivamente il 23esimo e il 26esimo ai campionati italiani. Un applauso anche per voi. Dovete tenere presente che il Festival dei campionati italiani della Federazione Italiana Danza Sportiva è il festival di ballo più grande al mondo. In una settimana ci sono circa 30.000 ballerini e atleti delle varie discipline che gareggiano, quindi i numeri che io vi dico sono numeri comunque importanti rispetto al fatto che ci sono veramente tantissimi ballerini che in una settimana vanno a contendersi i titoli nazionali. E cambiamo genere, passiamo alla danza classica. Abbiamo Ionida Pasciai, lei insieme al suo partner ballerino Gabriele Rizzi, che questa sera non c'è, ha vinto il campionato italiano 8-9 anni duo della danza classica e lei ci presenterà Amorino. Bravissima Ionida, complimenti. Così giovane eppure già campionessa italiana. E ritorniamo alle danze latinoamericane con un paso doble. Francesco e Asia, Cristian e Valentina, Alberto e Desi, Davide e Dana.
Grazie ragazzi. Ed è sempre passo doble per Boris e Loredana, Simone, Federica e Nicola e Alessia. Grazie ragazzi. E siamo quasi addirittura d'arrivo per questa prima parte. Andiamo nel ballo più difficile delle danze standard, lo slow foxtrot. Ce lo presenteranno Piero e Daniela, Adelchi e Romana, Francesco e Giuliana, Ervino e Graziella e Dino e Rosi. Noi abbiamo due sedi dalla quale questi ballerini provengono e dove loro si allenano. Una è qui a Feletto Umberto e una è a Prata di Pordenone. La metà delle persone, dei ballerini che vedete qui che stanno ballando e che sono dietro, sono ballerini della provincia di Pordenone e qualcuno anche di Treviso, quindi fate un applauso a loro che sono veramente così bravi. Dino è uno che si fa attendere. Slow foxtrot. Summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song and we strolled the golden sand. Two sweethearts and the summer wind, like painted kites, the days and nights they went flying by. The world was new beneath the blue umbrella sky. Grazie, bellissimo questo slow foxtrot. Silvana e Nadia, Mariana e Mara, Max e Maria Assunta, Ezio e Laura, Piero e Carmen. Slow foxtrot. Già ci metto più passione perché tutte le cliniche prima di metterci in ritmo serve. More than the greatest love the world has known. This is the love I'll give to you alone. More than
I only live to love you more each day, more than you ever know. My arms long to hold you, so my life will be in your keeping, awaking, sleeping, laughing, weeping. Longer than always is a long, long time, but far beyond forever, you'll be mine. Grazie, I never bellissimo, veramente. and my heart is very sure. E prendetevi nota di questa data, il 13 e il 14 di settembre noi facciamo il Funny Open, sono 2 giorni di porte aperte in cui avete la possibilità di venire da noi, di poter provare tutte le attività durante le 2 giornate e di avere fino a un 40% di sconto e di vantaggio sulle nostre normali tariffe. Quindi provare, perché toccare con mano è importante, perché noi siamo sicuri della nostra professionalità, e poi avere la possibilità di pagare fino al 40% in meno, che non è male in questi periodi secondo me. E cambiamo ancora genere. Abbiamo le damine da Cenerentola, Elisa, Ionida, Stella, Alice, Vittoria e Giulia. Le damine. Facciamo un applauso alle damine, io vorrei qua Giorgia, l'insegnante